Ha approfittato di lei, di una giovane paziente disabile ricoverata in una struttura della provincia di Verona, ha abusato e si è filmato. I fatti risalgono al 2018. È stato arrestato un operatore socio-sanitario di 55 anni. L'accusa per lui è detenzione di materiale pedopornografico e abusi ai danni di soggetti inermi a lui affidati per motivi di lavoro. La polizia postale è risalita all'uomo negli sviluppi dell'inchiesta sulla pedopornografia della Procura della Repubblica di Milano. Nel PC dell'operatore sociosanitario sono stati trovati oltre 1600 file con immagini di abusi a minori. Gli accertamenti sono partiti in seguito alla segnalazione del Centro Nazionale Americano per Bambini Scomparsi e Sfruttati, che a sua volta aveva ricevuto un alert da Google riguardo l'archiviazione di immagini pedopornografiche. Così sono scattate le indagini che hanno portato al 55enne. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata firmata dal GIP Giuliana Franciosi su richiesta del PM Federica Ormanni. L'uomo non solo ha abusato della ragazzina in condizioni di inferiorità psichica e fisica, ma anche filmato l'atto, situazione che per il magistrato costituisce un evidente aggravante. Per questo reato procede il Tribunale dei minori di Venezia.